Eder. Mac. Pallister. Conoscevo Liliana almeno dal 1995. L'ho conosciuta attraverso mio marito che conosceva, a sua volta, suo marito Visintin Sebastiano. La prima volta che l'ho incontrata è stato alla sagra di Sant'Anna a Gorizia. Dopo circa 1 o 2 anni ci siamo incontrati nuovamente e si è instaurata un'amicizia ed una frequentazione tra le nostre 2 coppie. Successivamente anche insieme ad altre coppie di amici. Era più frequente che venissero loro a casa nostra, quasi sempre senza preavvisarci, che noi far visita a loro. Abbiamo fatto anche delle vacanze insieme in Austria ed in altri posti. L'ultima volta che siamo stati in vacanza insieme, anzi ci hanno raggiunto qualche giorno dopo, è stato a Levico, alle Terme, nel 2020. Liliana era dolce, poi riderata, mai aggressiva, mai l'ho sentita alzare la voce, riservatissima. A me il loro rapporto sembrava buono, non li ho mai visti discutere. Solo nell'ultimo periodo lo rimproverava, ma senza aggredirlo, perché Sebastiano non prendeva i farmaci per il cuore come avrebbe dovuto. Nel senso che aumentava le dosi o le diminuiva a suo piacimento o non prendeva proprio le medicine. Ma non li ho mai visti discutere animatamente. Liliana non mi ha mai detto di avere rapporti sentimentali con altri uomini. E di Claudio Sterpino ho sentito parlare la prima volta in televisione dopo quello che è successo a Liliana. A lei l'ho vista per l'ultima volta il giorno 8 dicembre, ad un pranzo a casa mia tra amici, eravamo in più persone. Sebastiano e Liliana mi sono parsi più strani del solito. Lei era più taciturna e seria mentre lui era nervoso. Liliana era solita giocare con una bambina con cui era molto legata ed invece, quel giorno, restava sulle sue. Ho pensato che fossero così perché sapevo che Sebastiano aveva avuto da ridire, qualche giorno prima, con una coppia di amici, Enzo ed Adriana, amica di vecchia data di Liliana, che, coincidenza, a quel pranzo, erano seduti proprio davanti a loro. So che avevano discusso per banalità, niente di particolare. Liliana l'ho vista sempre con la fede al dito, però non saprei dire se anche nell'ultimo periodo l'avesse. Sono particolari che poi, nella normalità, uno non osserva più. Era sempre piena di anelli e braccialetti di ogni tipo, di corda, colorati e cose del genere. Non ricordo nemmeno che orologi indossasse, però potrei verificare nelle foto che abbiamo io e mio marito. L'ho vista portare molte borse, che cambiava molto spesso. Non ricordo che borsetta avesse il giorno 8 dicembre. Ormai la famosa borsetta di cui parlano in TV gliela avevo vista portare nell'ultimo periodo. Altre volte l'avevo vista con una borsetta nera. Non mi risulta che avesse luoghi in cui nascondersi. Ho sentito dalla televisione che avrebbero voluto cambiare appartamento, ma io non lo sapevo. Non posso dire se avesse sempre con sé una bottiglietta d'acqua in borsetta, però sono sicura che l'avesse o in macchina o sulla bici quando venivano da noi con quest'ultimo mezzo. Era una di quelle bottigliette con beccuccio. Non mi ha mai detto di essersi fatta una depilazione definitiva. Che io mi ricordi non mi ha mai parlato dell'ex ospedale psichiatrico. Mi diceva che andavano in posti dove c'erano rosetti e fiori, ma non so se si riferisse a quel posto. Non mi ha parlato mai di altri uomini, lei era molto riservata, anzi, direi, troppo riservata. Solo a grandi linee mi ha parlato delle sue giornate, chiacchierando dopo un pranzo o una cena o comunque dopo che ci eravamo visti. Magari capitava che Sebastiano le dicesse domani devo consegnare i coltelli o andare in qualche posto e lei rispondeva allora io potrei andare a trovare qualche amica o altre cose del genere. So che, a volte, restava anche fuori a pranzo con qualche amica e poi rientrava a casa nel pomeriggio verso le 15:30 o le 16 io, a volte,
anche più tardi. Io l'ho vista che le aveva 2 cellulari, uno diceva che le serviva per i social ed uno per le comunicazioni. Le volte che sono andata a casa sua ho notato che i telefoni erano sempre nel soggiorno, appoggiati su un piccolo mobiletto. La borsetta non ho mai visto dove la tenesse. Con i suoi familiari aveva un bellissimo rapporto con il fratello Sergio e con la nipote Veronica, mi parlava della laurea di quest'ultima e cose del genere. Aveva un buon rapporto anche con la cugina Silvia Radin. Mi ha detto che aiutava economicamente il fratello, non so però in che termini, e questo infastidiva molto Sebastiano, ma non ne conosco il motivo. Dei parenti di Liliana ho conosciuto personalmente solo la cugina che abita in Slovenia, Silvia Radin, ma tanto tempo fa, credo sia stato all'inizio della nostra conoscenza. Al funerale di Liliana non mi ha neanche riconosciuto e nemmeno si ricordava di noi. Non mi ha invece mai confidato che tipo di rapporto avesse con i familiari di Sebastiano. Sebastiano l'ho visto per l'ultima volta il giorno di Santo Stefano quando è venuto a pranzo da noi. Qualche giorno prima di Natale è venuto a portare gli hard disk, chiedendo a mio marito di custodirli. In precedenza era anche venuto il giorno 16 dicembre, chiedendoci di tenere una macchina fotografica che poi sarebbe venuta a ritirarla un nostro comune amico di nome Arturo. In quell'occasione ricordo che mi ha detto che avrebbe voluto portarci anche 20.000 euro da custodirli in cassaforte, ma io gli avevo risposto di no. Ricordo anche che, qualche giorno dopo, ha portato dei peluche raffiguranti dei topolini alla figlia di Arturo. Il giorno in cui è venuto a portarci la macchina fotografica, bevendo un caffè, gli ho anche chiesto dove pensasse che fosse finita Lilly e lui aveva risposto che lei si era suicidata. Io gli avevo risposto d'impulso, quasi arrabbiata, no Lilly no. A questa mia esternazione non aveva manifestato alcuna reazione, cosa, peraltro, che faceva sempre. Lui a me non ha mai detto niente anche perché la mia amicizia era con Lilly e non con lui. Lilly aveva un atteggiamento di remissione e servilismo nei suoi confronti. A titolo di esempio posso dire che un giorno Sebastiano aveva un laccio della scarpa slacciato e ha richiamato l'attenzione di Lilly, con un dito, indicando la scarpa. Lei si era chinata e, senza batter ciglio, gliela aveva allacciata. Lo avevo detto a Lilly perché mantenesse un comportamento così servente e lei mi aveva risposto che era meglio così perché questo qua, intendendo Sebastiano, era pazzo. Non so se avessero denaro in casa però, come ho detto prima, quel giorno della macchina fotografica, Sebastiano mi aveva detto che avrebbe voluto portarci 20.000 euro da custodirgli. Mi ha anche chiesto, a volte, se avremmo avuto bisogno di soldi, lui ce li avrebbe prestati. So che lui arrottava coltelli. Chiedeva anche a noi se avevamo coltelli da affilare. Lui aveva detto che percepiva, a volte, anche 400 euro a settimana ma variava a seconda del periodo. So che lui ha un figlio di nome Pier Giorgio ma che non ha buoni rapporti con lui e che criticava sempre. È capitato che fossimo andati a cena, in compagnia, nel locale Dolina che Pier Giorgio gestiva. Sebastiano, dopo aver pagato il conto, aveva detto, guarda qua Pier Giorgio, gli ho prestato 5.000 euro e lui mi fa pagare il conto. Sebastiano si lamentava sempre dei parenti di lei perché aiutava economicamente il fratello Sergio. So che faceva loro visita, ogni tanto, insieme a Liliana ma solo per far contenta quest'ultima. Suo figlio l'ho visto quando siamo andati a mangiare nel suo locale. Poi non ricordo di averlo più visto. Liliana non mi ha mai detto che dava soldi a Pier Giorgio, solo una volta mi aveva detto che era stufa di dover pagare le sue multe, ma non so a cosa si riferisse né a quanti soldi. Di Fulvio Covalero non mi ha mai parlato. Né di altri amici.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.